Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo, l'alta pressione che ci ha tenuto compagnia parzialmente per questi giorni dovrà soccombere rispetto all'avanzata delle correnti atlantiche che porteranno a noi un peggioramento del tempo. Per capire sostanzialmente cosa accadrà nei prossimi giorni volevo iniziare da una mappa in quota circa 5500 metri. Potete notare come in discesa dal nord ci sia appunto questa lingua con colori più chiari e indica sostanzialmente una seccatura che convoglierà correnti da sud-ovest sul nostro territorio. Come ben sappiamo, questi tipi di correnti portano un peggioramento del tempo, specialmente sui settori settentrionali. Appunto, per capire l'evoluzione del tempo nei prossimi giorni iniziamo a vedere cosa accadrà nella giornata di lunedì, quando avremo tempo incerto soltanto sulle Alpi, parzialmente sul Piemonte, sulla Liguria. Sul resto del territorio il tempo sarà buono. Martedì avanzerà appunto una prima perturbazione che porterà brutto tempo sulle Alpi, su gran parte del nord-ovest. Dei fenomeni si potranno avere nel corso del pomeriggio e sera anche sul nord-est. Mercoledì il tempo sarà incerto su gran parte del nord, sarà ecco la giornata un po' più brutta, per arrivare poi al giovedì, quando il tempo sarà ancora incerto. Possiamo dire in sostanza che avremo una settimana di tempo ancora incerto, anche se però poi le indicazioni per i giorni successivi e quindi in vista del periodo di Ognissanti, del ponte di Ognissanti, sembrano positive. Il tutto condito da temperature che scenderanno un pochino a partire da mercoledì, non scenderà di tanto per il fatto che non è prevista ancora aria fredda, però ecco qualcosetta si potrà sentire e avvicinarci un po' meglio a quelli che sono i canoni termici del periodo. Per ora ho detto tutto, auguro a voi tutti una buona settimana e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.